E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la domanda che ci facciamo stamattina in base alla cronaca che si aggiorna di minuto in minuto è la seguente: siete pronti allo spettacolo delle piazze pro Ayatollah? Eh sì, perché noi siamo pronti a scommettere che se accadesse quello che sembrerebbe debba accadere, ci sarà lo spettacolo dei compagni del campo largo delle anime belle per gli Ayatollah. A cosa ci riferiamo? Il punto di partenza è potenzialmente drammatico, ovviamente, ed è la notizia per cui ci potrebbe essere a breve un attacco israeliano contro Teheran. Alcuni funzionari americani sono stati informati del fatto che Israele sarebbe pronto a lanciare questa operazione che aleggia da tempo, essendo Teheran la centrale del terrore anti-israeliano e antisemita, essendo un stato che teorizza la sparizione dello stato degli ebrei. A riportare la notizia è stata CBS News, raccontando anche che il Dipartimento di Stato ha ordinato ai funzionari governativi non in situazioni chiave di emergenza, diciamo, americani, di lasciare l'Iraq a causa di possibili ritorsioni iraniane sulle basi americane e via dicendo. Lo stesso Donald Trump ha detto che questi funzionari vengono spostati perché potrebbe diventare un posto pericoloso, e ha ammesso il presidente di essere sempre meno fiducioso che Teheran possa accettare di rinunciare all'arricchimento dell'uranio, cioè in sintesi ad avere la bomba atomica, che sarebbe l'arma pratica per dare corpo potenzialmente alla famosa teoria per cui lo Stato degli ebrei deve sparire dal mappamondo. Per impedire questo, ovviamente, Israele, il governo israeliano, l'esercito israeliano è pronto ad adottare tutte le contromisure possibili. Però se accadrà, io sono pronto a scommettere che ci saranno le piazze delle anime belle per gli Ayatollah, perché mi regolo su quello che è accaduto in questi ultimi mesi, ma direi in questo ultimo anno e mezzo, da 7 ottobre 2023, se proprio vogliamo essere filologici, cioè dal giorno del pogrom di Hamas, è stato un crescendo di piazze pro-Pal. Cioè si è velocemente dimenticato il pogrom stesso e si è inscenata la commedia dell'ebreo persecutore e assassino e del povero palestinese come il dannato della terra perseguitato e il perfetto volto del terzomondismo occidentale al caldo delle comodità occidentali, per cui questa cosa è culminata nelle recenti piazze per Gaza, con una dose di strumentalizzazione della tragedia dei bambini palestinesi notevole. Il primo responsabile di quella tragedia si chiama Hamas, che ricerca scientemente il sangue, purtroppo, dei suddetti bambini, ma la narrazione si è completamente spostata appunto a favore sostanzialmente di Hamas. Quindi se Israele tentasse un colpo preventivo per evitare che questa banda di tiranni nazi islamici abbia l'atomica, ci saranno, sono pronto a scommettere, le piazze pro Ayatollah, la naturale prosecuzione delle piazze pro Pal. Potremmo vedere di tutto, no? Potremmo vedere Igna la resistenza iraniana, che poi sarebbe la resistenza delle ragazze e dei ragazzi contro gli Ayatollah, ma cosa gliene frega ai progressisti nostrani? Sarà tutta una cagnara anti-Israele. Potremmo vedere, che ne so, le femministe per il velo, come è noto vale tutto ormai da quelle parti. Potremmo vedere gli antifascisti per Khamenei, no? Cioè uno che vorrebbe riattualizzare la soluzione finale contro gli ebrei. Potremmo vedere di tutto. Siamo pronti a scommettere con voi, cari ascoltatori, che se Israele dovesse attaccare per impedire che l'Iran sviluppi e usi, come ha dichiarato più volte, il nucleare, ci sarà un'inondata di piazze pro Ayatollah. Ci sarà, sì, la sinistra per l'islamismo. Non è una novità, d'altronde, è la cronaca, sarà il naturale approdo della cronaca schizofrenica con cui abbiamo a che fare. Ma a proposito di follie, però, da rilevare, state con noi perché a brevissimo arriverà Vittorio Feltri e vediamo quale sarà la follia più significativa della settimana che si meriterà il Bamba. Vi